Siamo a San Benedetto Po, il 10 di agosto, la notte di San Lorenzo, la notte dei desideri, e come borgo più bello d'Italia abbiamo aderito all'iniziativa appunto della nostra associazione nazionale, il Borgo dei Desideri. In questa serata infatti sarà possibile scrivere il proprio desiderio su un coupon che viene dato all'ingresso del chiostro di San Simeone e poi entrare in questo meraviglioso chiostro e lasciare il proprio desiderio in un'urna all'interno del pozzo del nostro chiostro. Quindi nei prossimi giorni l'urna verrà aperta da una giuria e verrà scelto il desiderio più bello. Dopodiché questo desiderio verrà inviato a Roma, essendo un concorso nazionale, e lì verrà estratto o scelto il desiderio, tre desideri tra i più belli dei borghi che hanno aderito all'iniziativa del Borgo dei Desideri. Questi tre desideri e i loro ovviamente proprietari vinceranno tre smart box. Quindi insomma sicuramente una bella occasione per fare una piccola vacanza e esprimere un desiderio, chissà che comunque non si avveri. Il luogo in cui ci troviamo ha una storia molto antica, è un chiostro quattrocentesco, detto chiostro di San Simeone in quanto è dedicato proprio a questo santo che riposa nella nostra basilica da oltre 1000 anni, uno dei nostri patroni, e le lunette che contornano tutto il chiostro sono istoriate con i miracoli che aveva compiuto in vita questo santo. Sembra di entrare in un luogo diverso, si entra proprio respirando un sapore medievale. Ha questo aspetto tardogotico con tutto questo mattone, tutto questo cotto che si vede proprio in faccia vista e che dà questa sensazione di entrare veramente nella storia, nel passato di questo antico monastero. San Benedetto Po non è l'unico borgo più bello d'Italia nel Mantovano, siamo in 5, infatti volevo ricordare tra i borghi lombardi i borghi mantovani appunto Castellaro Lagusello, Grazie, Sabioneta, San Benedetto Po e Pomponesco. Siamo 5 borghi molto uniti che collaborano moltissimo e fanno parte di questa associazione nazionale, appunto i borghi più belli d'Italia, e aderiamo spesso a queste iniziative volte proprio a valorizzare il turismo e a valorizzare le bellezze che ci sono in questi piccoli meravigliosi borghi.